Si chiama Includere, il nuovo portale online dedicato alla didattica inclusiva per le scuole del Friuli Venezia Giulia, realizzato dall'Università di Udine e presentato nell'incontro pubblico che si è tenuto martedì 31 marzo alle 14:30 nelle aule 1 e 2 del Polo di Via Margaret 3 a Udine. L'incontro è stato dedicato all'illustrazione degli obiettivi, delle caratteristiche e delle novità del nuovo strumento di lavoro online a disposizione di insegnanti, ricercatori, studenti e operatori del settore didattico-educativo. I lavori sono stati aperti dal rettore dell'Ateneo Friulano, Alberto Felice De Toni, dal coordinatore del progetto Lucio Cottini, dal direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Mauro Pascolini, e dal dirigente vicario dell'Ufficio Scolastico Regionale, Pietro Biasiol. In che modo questa nuova piattaforma online può offrire un valido supporto didattico agli studenti e ai docenti? Guardi, noi stiamo vivendo una stagione che è contrassegnata da questa grande parola evocativa inclusione, che succede ad altre parole che sono un po' più vecchie. Una era inserimento, un'altra era integrazione. La realtà è poter dare a queste parole, che sono in sé significative ma hanno bisogno di diventare operative, dare dei contenuti concreti. E allora ben vengano degli strumenti che sono pensati dalla cultura accademica ma anche filtrati dall'esperienza della ricerca. Quindi se poi li inseriamo non soltanto in un rapporto solitario con il PC, ma li inseriamo in una pratica di attività formative fatte insieme tra università e scuola, ecco, questo può dare un ottimo aiuto. Il portale è stato creato nell'ambito di Includere, il laboratorio di ricerca ed intervento pedagogico-didattico del Dipartimento di Scienze Umane. Il laboratorio è coordinato da Lucio Cottini, professore di didattica generale e pedagogia speciale. Professor Cottini, che cosa si intende per didattica inclusiva e in quali ambiti pedagogici può essere applicata? Sì, ecco, per didattica inclusiva intendiamo un processo che va oltre l'aspetto legato all'integrazione e investe i contesti. Detti in altre parole, mentre con l'integrazione scolastica, ad esempio dei bambini con disabilità, noi sostanzialmente abbiamo fatto sì che gli allievi entrassero in classe, fossero accolti adeguatamente, fosse per loro pensato magari anche qualche programma particolare, però di fatto la classe rimaneva pensata per quello che sono gli studenti a sviluppo tipico. Ecco, con l'inclusione invece noi facciamo un passo ulteriore, cioè pensiamo alla costruzione di contesti in grado di accogliere tutti, quindi non semplicemente accogliere un allievo particolare, quindi non si fa un'inclusione di un bambino particolare, ma si fa una creazione di contesti in grado di includere. Quindi tutto questo comporta sia una modifica a livello organizzativo che chiaramente una diversa modalità di intendere anche la didattica inclusiva, che deve essere in grado di impattare, di incrociare interessi, stili, modalità comportamentali di apprendimento che differiscono sensibilmente da un allievo all'altro. Quindi è una sfida estremamente impegnativa che dal punto di vista didattico noi cerchiamo, anche con questo progetto che presentiamo quest'oggi, di percorrere per fornire alle scuole anche dei supporti in grado di così aiutarli in questo momento estremamente significativo per il miglioramento della qualità della scuola. Perché è importante la condivisione di strumenti e metodologie per la qualità della didattica? Certamente in questa prospettiva che dicevamo, cioè nella prospettiva inclusiva, diventa fondamentale l'avere a disposizione strumenti, materiali che possano essere validati e che possono essere condivisi fra tutti gli attori che chiaramente partecipano a questo tipo di processo. Quindi sicuramente le scuole, nelle quali si svolgono delle prassi estremamente significative, ma anche l'università, che deve uscire dal proprio alveo per far sì che la propria ricerca diventi una ricerca applicata, cioè in grado di fornire delle indicazioni, dei supporti a chi è costantemente nel campo. Quindi un processo circolare che dall'università va alla scuola, dalla scuola torna all'università per migliorare la qualità della ricerca e quindi anche la qualità dell'applicazione didattica.